Un'unità della Guardia di Finanza ha aperto il fuoco contro un peschereccio tunisino che non si è fermato all'alt e che, tentando di scappare, ha speronato una motovedetta. Con il coordinamento del procuratore capo Luigi Patronaggio e dell'aggiunto Salvatore Vella, la Guardia di Finanza ha arrestato il comandante del motopesca e sono state sequestrate le reti illecitamente utilizzate. Il peschereccio Moanel Ahmed, dopo l'inseguimento in acque internazionali, è stato bloccato dai militari delle Fiamme Gialle, che lo stanno adesso conducendo a Lampedusa. Il motopesca aveva calato le reti a 9 miglia circa in acque territoriali italiane della costa di Lampedusa. È scattato il controllo da parte di Guardia Costiera e Guardia di Finanza, ma il natante non solo non si è fermato, ma ha anche speronato una motovedetta italiana. È scattato l'inseguimento in acque internazionali, durante il quale, prima di abbordare il peschereccio, sono stati esplosi tanti colpi. I video postati su Facebook da Titanic Life Italia sono drammatici e documentano l'inseguimento via mare, gli spari a raffica e l'abbordaggio del peschereccio tunisino. Le accuse sono resistenza e violenza contro nave da guerra e rifiuto di obbedire a nave da guerra. Ad intercettare ieri mattina il motopesca con le reti calate in mare a circa 9 miglia dall'isolotto di Lampione è stata la Capitaneria di Lampedusa. Il natante tunisino, anziché fermarsi, ha invertito la rotta nel tentativo di darsi alla fuga, guadagnando l'alto mare.